Andiamo a salutare Antonio Di Pietro, Presidente dell'Italia dei Valori, ben trovato, ben arrivato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Con l'onorevole Di Pietro, Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, grazie Stefano di essere con noi. Buongiorno, grazie a te. Onorevole Di Pietro, senta, il titolo di questa nostra seconda parte, noi diamo un titolo a ogni nostro blocco, è Fantantonio. Che ne pensa? Insomma, anche lei è un fantasista e anche lei ha l'abitudine di dire le cose che pensa come Antonio Cassano e di andare in gol evidentemente come Antonio Cassano. No, io faccio come dice mia sorella Concetta. E cioè? Dici quel che fai e fai quel che dici. Dici quel che fai e fai quel che dici. Allora, ognuno ha la sua mamma rosa, Presidente. Ognuno si gestisce le sue mamma rosa. Mia sorella Concetta indubbiamente ha il buon senso della contadina che ne ha visti tutti i colori e che quindi sta con i piedi piantati per terra. Allora, piedi piantati per terra e andiamo poi a parlare di tantissimi argomenti, però voglio partire con Stefano Folli da quanto leggiamo oggi sul Sole, il pericoloso errore di coinvolgere il Quirinale nelle risse politiche. Stefano. Sì, io do un giudizio critico, devo dire, della mossa che ha fatto l'onorevole Di Pietro sul Quirinale. Ovviamente politicamente ha tutto il diritto di farlo, però l'impressione, e sarebbe interessante sentire anche su questa la sua opinione, che dipenda un po' da una difficoltà politica in cui oggi si trova, stretto fra diciamo, un partito democratico che sembra avere meno bisogno di ieri della sua alleanza e la pressione dall'esterno delle truppe di Grillo. Almeno i sondaggi così dicono, però uscire dalle difficoltà tirando in ballo il capo dello Stato, secondo me a sproposito, è un gesto, ripeto, politicamente legittimo, però gravido di conseguenze e che a mio avviso consiglierebbe invece una certa maggiore prudenza. Allora sentiamo, onorevole Di Pietro, solo un istante le cedo la parola. Sentiamo prima le parole raccolte proprio questa mattina all'Aquila del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Negli ultimi giorni si è alimentata una campagna di insinuazioni e sospetti nei confronti del Presidente della Repubblica e dei suoi collaboratori, una campagna costruita sul nulla. Si sono riempite pagine di alcuni quotidiani con le conversazioni telefoniche intercettate in ordine alle indagini giudiziarie in corso sugli anni della più sanguinosa strage di mafia, 1992-93, e se ne sono date interpretazioni arbitrarie e tendenziose e talvolta perfino versioni manipolate. Onorevole Di Pietro. Vede, qui non si tratta né di fare campagne denigratorie né di un uso strumentale di quelle intercettazioni telefoniche. È un dato di fatto che c'è un'inchiesta giudiziaria in corso che sta cercando di comprendere se tra il 92 e il 93 lo Stato si sia calato le brache a tal punto nei confronti della mafia che gliene faceva richiesta in modo minaccioso, anche minacciando di ammazzare alcuni rappresentanti dello Stato, da rinunciare all'articolo 41 bis, il carcere duro, o da fare altri favori alla mafia. È un fatto gravissimo, in uno Stato di diritto non si dovrebbe verificare una cosa del genere. Siamo proprio agli albori della democrazia, pretendere che lo Stato non si arrenti alla delinquenza. Stabilito questo, noi non sappiamo se questi eventi e questi fatti abbiano anche rilevanza penale o meno, ma è certo, per averla ammesso direttamente i diretti interessati, che lo Stato in quell'occasione ha rinunciato a 400 circa diciamo così, rapporti di 41 bis verso mafiosi e ha alleggerito il carcere a queste persone. Va bene, noi non sappiamo se è penalmente rilevante o meno, ma sappiamo per certo, e adesso ce l'ha confermato direttamente il capo dello Stato, mica l'ultima persona, ci ha confermato che nel mentre la Procura della Repubblica sta cercando di accertare la verità, una delle persone interessate ai fatti, dapprima come testimone, poi addirittura come falso testimone, interviene e intercede presso
i massimi organismi dello Stato, il procuratore generale della Cassazione, presso i consulenti giuridici del Capo dello Stato, chiedendo un intervento a suo favore. Allora, rispetto a tutto questo, non basta dire stiamo offendendo il Capo dello Stato. Nessuno vuole offendere, tutti vogliono rispettare il Capo dello Stato. Ma io credo che i diretti interessati debbano spiegare per quale ragione, soltanto perché quel cittadino non è uno qualsiasi, ma è un ex presidente del Senato, un ex presidente, un ex ministro degli interni, un ex vicepresidente del CSM Nicola Mancino, siccome perché si chiama in questo modo nei suoi confronti, si interviene e si tenta addirittura di fuorviare le indagini cercando di non far fare un confronto fra lui e l'ex ministro della giustizia. In una situazione di questo genere è inutile fare gli offesi, la legge è uguale per tutti a cominciare dal Capo dello Stato, e allora invece di offendersi e di sentirsi offesi, io credo che ci sia necessità tutti quanti di dare una mano a coloro che stanno cercando di accertare la verità e non di mettergli i bastoni fra le ruote. E da parte nostra, ben sapendo che potrebbe non essere un fatto penalmente rilevante, noi di farci carico all'interno del Parlamento, con un'apposita commissione parlamentare d'inchiesta, di andare a vedere se tutti coloro che stavano nelle istituzioni hanno fatto il loro dovere o meno. Credo che una richiesta di questo genere a un rappresentante all'interno del Parlamento, leader di un partito che ha un gruppo parlamentare, non solo gli debba essere concesso, ma è doveroso che lo faccia ed è inutile che facciano gli offesi, perché chi si offende per una richiesta così elementare vuol dire che c'è la coda di paglia. Massimo Leoni. No, due cose volevo chiedere di Pietro. Intanto, se questa esigenza di una commissione d'inchiesta parlamentare non fosse, diciamo, giustificata anche prima della notizia di queste intercettazioni, nel senso che il centro di questa inchiesta non sarebbe poi il ruolo del Capo dello Stato, ma in realtà quello che è successo un ventennio fa, più di un ventennio fa. E quindi questa è la prima domanda. La seconda è che se la convince o meno, diciamo, la difesa del Colle, seppur non richiesta, di Michele Vietti, che dice ma il Capo dello Stato ha tutto il diritto di essere informato nel caso in cui qualcosa non vada, diciamo, nei meccanismi della giustizia, visto che tra l'altro è presidente del CSM. Su queste due cose vorrei una risposta. Io vorrei vedere qual è il ruolo del Capo dello Stato rispetto alle centinaia di migliaia di cause, di richieste di giustizia e di ingiustizie subite dai cittadini se fanno istanza al Capo dello Stato rispetto a quel che è stato fatto nel caso concreto. Io ritengo, torno a ripetere, una commissione di inchiesta sui singoli casi giudiziari, quindi evidentemente qui si tratta di qualche cosa di un po' più importante, no? Allora io che cosa sto dicendo? Sto dicendo, per quanto riguarda l'Italia Valori, è dal primo giorno che siamo in Parlamento che stiamo cercando di dire che di quegli anni bui bisogna fare chiarezza. Io la commissione d'inchiesta non l'ho chiesto per sapere come sono comportati i collaboratori del Presidente della Repubblica. Questa è una vicenda che probabilmente anche sul piano penale non ha alcuna rilevanza ed è residuale, è una vicenda nella vicenda. Ma la vicenda su cui noi chiediamo la commissione parlamentare d'inchiesta è verificare se e in che misura tra il 92 e il 93 spezzoni istituzionali dello Stato di primissimo piano, voglio ricordare che addirittura ci sono delle indagini in corso nei confronti di ex ministri della giustizia in tal senso, si siano arresi alla mafia, nel mentre altri rappresentanti delle istituzioni, in particolare Falcone e Borsellino, venivano ammazzati. Noi chiediamo che di quegli anni bui sia fatta chiarezza, a prescindere dall'aspetto penale, utilizzando tutte le carte penali per dargli una valutazione politica, perché io vorrei sapere se tra le persone che ho a fianco al mio banco in Parlamento ci sia qualcuno che non ha avuto il coraggio o addirittura si sia venduto alla mafia, e questo credo che sia un dovere politico accertarlo. Questa è la ragione per cui chiediamo la commissione d'inchiesta, e lo abbiamo chiesto anche prima. Lei mi ha chiesto perché non è stato fatto prima, noi lo abbiamo chiesto, addirittura abbiamo chiesto che all'interno della commissione antimafia si svolgesse un accertamento di questo genere, ma purtroppo con il fatto che non ho i numeri sufficienti per poter imporre la mia volontà all'interno del Parlamento, si fa finta di non prenderne atto, e
tirare a campare. Oggi, mentre stiamo parlando, uno dei reati principe su cui si basa tutto il fenomeno corruttivo italiano, cioè il falso in bilancio, che è il modo per reperire la provvista per pagare le tangenti, oggi era all'ordine del giorno, il Parlamento lo ha rinviato ancora una volta, soltanto perché portava come primo nome del proponente Di Pietro. Ecco, allora primo nome Di Pietro anche qui, parliamo dei quesiti referendari, parliamo di tutto ciò che abbia a che spartire con il contributo, il rimborso alle spese, ecco qui la sua firma, che si deve o si dovrebbe ai partiti. Allora, in lotta sempre perché i referendum siano arma corretta nelle mani dei cittadini a cui lei faceva riferimento poco fa, onorevole, a che punto siamo in questo caso? Noi abbiamo fatto due cose, anzi più cose. Primo, abbiamo dato vita a questa legge di iniziativa popolare perché sia il popolo stesso a richiedere che in un momento così drammatico in cui le casse dello Stato piangono in maniera drammatica, appunto, soprattutto i cittadini piangono in maniera drammatica, dobbiamo dare il buon esempio e rinunciare noi al finanziamento. Abbiamo fatto anche qualcosa in più per quanto riguarda l'Italia dei Valori, abbiamo già deliberato che la prossima rata che prendiamo, dovremmo prenderla tra giugno, luglio, adesso quando arriverà, che riguarda l'ultima rata del finanziamento pubblico per le elezioni politiche del 2008, noi lo abbiamo messo a disposizione, lo consegniamo con assegno circolare direttamente ad entità associative dei terremotati dell'Emilia Romagna. Abbiamo fatto anche di più, ci siamo ripromessi il 6 ottobre, perché la legge referendaria prevede che per essere valide, quando sta per scadere il mandato elettorale, non si può fare prima del 6 ottobre di quest'anno, l'inizio di un referendum abrogativo della stessa legge, perché siamo convinti che questa legge di iniziativa popolare lo riceveranno e faranno come tutti gli altri casi, lo metteranno sotto il cassetto nel sottoscala del Parlamento. Il referendum invece dovranno accettare. Referendum, mi rivolgo a Stefano Folli, referendum proposto dall'Unione Popolare, proposta di referendum popolare abrogativo con l'abrogazione della disposizione di cui l'articolo 2 della legge 1265, numero 1261, ai parlamentari non verrà più corrisposta la diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Questo è un referendum proposto dall'Unione Popolare, l'indennità costa 48.000 euro l'anno per ciascun parlamentare. Stefano, ecco qui lo vediamo al fondo di questa nota. Insomma, a conti fatti è corretto che i cittadini e che chi fa politica controlli i costi della politica stessa. Sì, è correttissimo, però insomma, direi un conto è la questione del finanziamento ai partiti, che è, diciamo, l'affare principale, sì, la questione principale. Questi sono degli aspetti un po' secondari, diciamo, rispetto alla questione principale. L'uso del referendum per controllare il buon andamento della macchina pubblica evidentemente è uno strumento importantissimo per il cittadino, e io credo che debba essere preservato. Penso che debba essere usato soprattutto per le questioni che vanno al cuore della sostanza. Allora, chiaramente Stefano Folli, insomma, lì accanto a Antonio Di Pietro, quindi tutte le domande che volete, io passo volentieri le domande dell'uno all'altro, mi prenoto per una domanda successiva all'onorevole Di Pietro, che riguarderà l'affermazione di Silvio Berlusconi: non è una bestemmia uscire dall'euro. Onorevole Di Pietro, risponda prima a me, poi diamo spazio per la domanda a Stefano Folli, la prego. Mi permetto di rubare una battuta al dottor Squinzi di Confindustria. Sì. Non sarà una bestemmia, ma è una boiata. E basta, me la chiude qui. Con quella parola Squinzi ha detto una cosa molto importante, anche se proprio perché subito dopo si è contraddetta, ha detto che la legge sul lavoro è una boiata ma va approvato lo stesso. Questa qui mi fa capire proprio come in realtà questa legge che vogliono fare settimana prossima nessuno la vuole, tanto è vero che hanno dovuto fare 4 fiducie per giustificare perché votano sì pur volendo dire no, e anche questa la dice lunga, sì, sulla credibilità di questo Parlamento, che non è in grado di assumersi le proprie responsabilità. O dici sì o dici no, visto che c'è una maggioranza bulgara di 500 parlamentari, assumiti la responsabilità di dire questa la voglio, questa legge, oppure voglio quest'altra legge. Ma questa idea di non dire né sì né no, che ci stai a fare là? Allora vattene a casa e non far perdere tempo. Quindi
rimane una boiata, come dice Squinzi, e anch'io sono d'accordo. A differenza sua, l'Italia dei Valori quella legge e quella fiducia non la darà, ma anzi, proprio a proposito di referendum, noi mercoledì, in contemporanea a quell'approvazione della legge, noi annunciamo di stare costituendo, non da soli, ma insieme a una vastissima area sociale, un referendum proprio per abrogarla quella legge, perché riteniamo che sia un'ingiustizia bella e buona. E per quanto riguarda il perché è una boiata, uscire fuori dall'euro mi sembra evidente, perché voglio dire, è come uno che deve arrivare da Roma a Milano, posto che il suo treno non va molto bene, scendo dal treno e vado a piedi. E vai. Allora, tra poco ci sono anche delle domande arrivate tramite Twitter per l'onorevole Di Pietro. Massimo. Presidente Di Pietro, ma perché non la scarica il PD? Dopo quello che ha detto e fatto su di loro, sul governo che loro sostengono, io oggi ho parlato al caffè, dove spesso ci ritroviamo, con Andrea Orlando, e mi ha risposto: beh, Di Pietro dovrebbe dirlo lui che cosa vuole fare, e cioè è come se vi rimpagliate, diciamo, la responsabilità di separarvi. Allora lei metta a verbale, lei metta a verbale, faccia il notaio. L'Italia dei Valori, si mette a verbale, faccia il notaio. L'Italia dei Valori ribadisce di battersi per una legge elettorale affinché ci sia un sistema bipolare, e nell'ambito del sistema bipolare che i cittadini possono sapere prima quale programma, quale coalizione, quale leadership. Nell'ambito di questo sistema l'Italia dei Valori sta battendosi e si batte affinché possa far parte e voglia costituire, insieme alle altre forze del centro-sinistra, in particolare Partito Democratico e SEL, una coalizione di governo che metta al primo posto istanze di solidarietà, di legalità e di sviluppo, ritenendo che queste tre istanze devono essere i fili conduttori di questa coalizione. Quindi io ritengo in questo momento non solo di ribadire l'impegno dell'Italia dei Valori a costituire una vera alleanza programmatica e non soltanto di numeri elettorali, ma addirittura in questo momento io mi sento come quel paladino che sta difendendo i diritti e le aspettative del popolo democratico, perché gli elettori del Partito Democratico in questo momento la pensano esattamente come la pensano i parlamentari, che non hanno il coraggio di votare la legge sul lavoro e quant'altro, però poi votano la fiducia a un governo pur non credendoci più. Allora, rispetto alla pavidità di alcuni dirigenti del Partito Democratico, l'Italia dei Valori se ne fa carico anche per conto e per rispetto dei loro elettori. Paola. Prego Stefano. Chiediamo all'onorevole Di Pietro se pensa di candidarsi alle primarie di ottobre del Partito Democratico. Innanzitutto non del Partito Democratico, le primarie di ottobre di coalizione, perché chiaramente il Partito Democratico se se le fa all'interno suo se le fa per sé. Ecco, noi intendiamo innanzitutto sapere, e questo lo sapremo come ultima data all'assemblea programmatica di Vasto del 21, 22 e 23 settembre. Voi sapete che la foto di Vasto rappresenta quella diciamo così, quella coalizione di centrosinistra che dovrebbe poi presentarsi, magari aperta alle altre realtà, ma dovrebbe presentarsi per le prossime elezioni, così come avevamo statuito l'anno scorso. Quest'anno, il 21, 22 e 23 settembre, noi abbiamo rinvitato anche il Partito Democratico, anche Bersani, e vogliamo vedere se vengono con noi a confrontarsi per sottoscrivere insieme un rinnovato patto di governo e soprattutto un rinnovato patto programmatico. Fatto questo, e se ci fosse tutto questo, io non escludo affatto anche la mia candidatura, ma la voglio vedere in relazione alle altre possibili candidature, perché personalmente sono a favore delle primarie, personalmente nel caso il Partito Democratico dovesse decidere di non farle, io riconosco il diritto-dovere del leader del partito a maggioranza relativa, e quindi il Partito Democratico, di potersi candidare. Personalmente io ritengo la candidatura di Bersani una candidatura di qualità tecnica e costruttiva. Io ho grande rispetto per il segretario Bersani, ma è ovvio che se nel suo programma ci sono questioni che devono essere risolti proprio nella candidatura, da che parte si sta, e che noi non possiamo accettare, beh allora la mia candidatura è anch'essa sul tavolo come una delle possibili opzioni. Ma io molto umilmente e molto responsabilmente, se vede che ci sono altre candidature più qualificate, anzi mi permette di dire di più,
più unificanti, perché poi Di Pietro lo sapete com'è, è una persona che insomma è o sì o no, è poco malleabile. Se ci sono altre candidature più unificanti, senza rinunciare alla chiarezza dei programmi e alla determinazione dell'azione, io mi farò carico di appoggiare quelle altre candidature. Sì, ma insomma, ma chi pesa di più in questa fotografia, Presidente? Chi pesa di più in quella fotografia 3? Non il peso sulla bilancia. Non è la questione del peso, lo dicono gli elettori. Agli elettori mi rivolgo con grande diciamo così, accoramento. Molte volte ci chiedono a noi dell'Italia dei Valori, ma perché non fate così? Anzi, le cito anche un racconto specifico che mi è successo tempo addietro. In un autogrill, mentre mi sono fermato, c'era un pullman che è sceso con tutte le persone. Come mi hanno visto tutti quanti, mi sono saltato addosso. Bravo, 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 vai avanti, vai avanti, vai avanti. Il capo del pullman mi ha abbracciato, mi ha dato 2 bacioni. Noi non ti abbiamo votato, ma tu vai avanti lo stesso. Per favore, io mi in democrazia contro i numeri. Allora, io mi prenoto per il primo Consiglio europeo dove vedremo Di Pietro contro Merkel. Di Pietro contro Merkel, no, lì concludiamo con il Fantantonio con il quale abbiamo aperto. Presidente Di Pietro, onorevole Di Pietro, grazie, grazie della sua disponibilità e buon lavoro.